Music. News. Sport. Every day for you on the web. LecoChannel.it. The Blue Light Blue Radio. Cristian, ancora tu, una settimana dopo a spiegare questa volta una sconfitta che non avete meritato, sicuramente senza brillare, però le occasioni sono state tutte vostre, alla fine avete pagato per ancora quelli che avevano chiamato errori di gioventù di una squadra ancora comunque in costruzione. Sì, ripartiamo dal secondo tempo, dalla voglia che abbiamo messo in campo per cercare di rimettere a posto un risultato, non ce l'abbiamo fatta, abbiamo creato 4-5 palle gol importanti, purtroppo questo è il calcio, a volte crei tanto ma non riesci a far gol, a volte magari con 3 occasioni porti a casa la partita, quindi ripeto, ripartiamo dall'entusiasmo e dalla voglia che abbiamo messo in campo il secondo tempo e poi adesso da domenica inizia il campionato, quindi sarà tutta un'altra storia. Ecco, un avvicinamento verso un match subito molto difficile, molto importante come quello di Busto Arsizio contro la Pro Patria. Come pensi che ci arriverete? Come magari un Lecco più vicino a quelli di settimana scorsa, sotto porta soprattutto, come un Lecco più vicino magari a questo o più equilibrato, un Lecco più vicino a quello del secondo tempo, che sicuramente è una squadra che può intimorire? Ma no, sicuramente arriverà un Lecco più in forma perché passerà ancora una settimana e quindi probabilmente anche il caldo si farà meno sentire, però ripeto, dobbiamo lavorare tutte le settimane per cercare di migliorare e fare meno errori possibili. Sarà una sfida importante come tutte d'altronde in questo campionato e bisogna fare un gol più degli altri, quello è quello che conta. Ecco. Grazie Cristian, buon lavoro. Grazie a voi, buona serata. Davide, un ritorno che sicuramente immaginavi diverso, immaginavi probabilmente con il gol a cui sei andato molto vicino, un ritorno che coincide con una sconfitta che sicuramente non fa mai piacere, anche perché era una gara ufficiale, metteva in palio un passaggio il turno di una competizione che, voglio dire, arrivasse a fine anno sarebbe pur sempre un trofeo in bacheca. Sì, dispiace perché ci tenevamo a passare il turno, però dispiace anche perché abbiamo preso un tiro e mezzo in porta, abbiamo preso 2 gol e la prestazione l'abbiamo fatta, bisogna guardare il lato positivo. Adesso domenica inizia il campionato e diciamo che conta ancora di più. Campionato che molto probabilmente ti vedrà ancora protagonista, salvo imprevisti che potrebbero sopraggiungere durante la settimana. Ecco, in queste settimane sei stato ai box per un problema al polpaccio, hai recuperato in extremis, ma ovviamente non stavi bene. Come ti sei sentito sul campo da calcio? Ma sì, sicuramente si è visto personalmente che non ho fatto degli allenamenti, però sono riuscito a recuperare, quindi ero disponibile per la partita. Adesso questo problema lo risolveremo piano piano sta settimana e arriveremo la settimana prossima che siamo al top, dai. Com'è stato ritornare con la maglia blu celeste addosso? Sono stato emozionato, molto, era da tanto che non entravo con la maglia del Lecco e sono davvero contento di essere tornato a casa. Grazie Davide, bentornato e buon lavoro. Grazie Teo. Mister, peccato perché si era partiti bene, molto bene, quei primi 10 minuti giocati discretamente, si era andati in vantaggio, poi è stato un vero e proprio harakiri, alla fine vi siete fatti male da solo, avete preso un contropiede nato da una vostra azione offensiva dove c'era un buco sulla fascia destra lasciato da Merlisala ormai in propulsione offensiva, e poi un errore individuale di Radelli che rischia di finire un po' sul banco degli imputati, come già successo dopo l'amichevole col Sondrio. A me spiace perché stiamo parlando di un ragazzo che l'anno scorso ha fatto molto bene ed è per questo che è stato preso, è arrivato secondo in campionato, credo che abbia fatto i playoff, quindi non è partito bene, questo è oggettivo. Oggi è stato un errore grave, però abbiamo sbagliato diverse occasioni, in alcune è stato molto bravo il loro portiere, abbiamo preso un palo, insomma credo che il secondo tempo non abbiano quasi mai superato la metà campo. Poi non siamo stati bravi noi, avevamo sicuramente qualche giocatore che non stava benissimo, Mureno rientrava, Bertani oggi non era lo stesso di domenica scorsa, Castagna che dovevo comunque in qualche modo dargli minutaggio, quindi, però ripeto, una squadra che credo che oggi ha avuto 4-5 palle gol e ne ha subita una su punizione e un errore su un cross, quindi stiamo parlando di un 2-1 di 2 episodi
onestamente che potevano essere evitati. Una ripartenza nella quale non siamo stati attenti e quindi la punizione, e poi l'episodio dell'uscita sbagliata. Quindi poi io ho visto una squadra che con il caldo che faceva al secondo tempo è rimasta sempre nella metà campo avversaria e ha avuto diverse occasioni, poi non le abbiamo sfruttate, però abbiamo avuto un dominio del secondo tempo. Troppo poco in quale frangente, perché non siete riusciti poi a rimetterla in carreggiata, al di là di un po' di sfortuna, ad esempio il palo di Cavalli? Sì, c'è stato il palo di Cavalli, però poi abbiamo avuto delle occasioni in cui siamo arrivati proprio davanti al portiere, il colpo di testa di Castagna e la parata straordinaria del loro portiere, Bertani, ne ricordo di diverse di situazioni. Non siamo stati abbastanza cattivi, forse anche lo stesso Davide che rientrava comunque non aveva la lucidità necessaria, però le occasioni sono state create e contro una squadra che si è chiusa al secondo tempo, doveva portare a casa il risultato e così ha fatto, insomma. Adesso si tornerà a essere magari un pochino più aggressivi in fase di mercato per chiudere qualcosa, visto che poi la prossima settimana inizia il campionato. Sì, adesso stiamo guardando, il presidente è abbastanza arrabbiato come è giusto che sia e quindi ha detto che dobbiamo intervenire e interverremo, insomma, dove riterremo opportuno. Grazie mister, buon lavoro. Grazie a te. Music, news, sport. Every day for you on the web. LecoChannel.it. The Blue Light Blue Radio.